È scattata ufficialmente alle 12 con la consegna delle liste la campagna elettorale per le comunali 2016 anche nella Marca. Sono 7 i comuni al voto, di cui 3 sopra i 15.000 abitanti, per i quali si prospetta il doppio turno. Si vota il 5 giugno, con eventuale ballottaggio il 19. La sfida più importante è a Montebelluna, oltre 30.000 abitanti, dove sono 8 gli sfidanti per la carica di sindaco. 3 con cognomi molto simili, il primo cittadino uscente Marzio Favaro, poi Sabrina Favero ed infine Tiziana Favero, con loro Davide Quaggiotto, Carmine Bianco, Barbara Baratto, Giorgio Bedin e Vitale De Bortoli. A seguire Oderzo, con altrettanti sfidanti, tutti nuovi alla corsa per la fascia tricolore. 3 donne, Laura Adamo, Maria Scardellato, Rossana Barbieri e 5 uomini, Mauro Gherlenda, Giuseppe Zago, Marco De Blasis, Maurizio Franchi e Tiziano Zanet. Terzo comune con possibile doppio turno Villorba, dove alla ricandidatura del sindaco Marco Serena concorrono anche Alessandro Dussin, Raffaella Andreola, Gianfranco Perali, Lucio Mottola e Damiano Cattarin. 6 candidati in totale, il doppio dei comuni di Cordignano e Volpago, dove le sfide sono a 3. Nel comune ai piedi del Montello non si ricandida il sindaco uscente Roberto Toffoletto, lasciando il posto o a Lucio Mondini o a Paolo Guizzo o infine a Sebastian Grosso. Anche ai piedi del Cansiglio a Cordignano 3 nomi nuovi al posto di Roberto Campagna sono Alessandro Bitz, Bruno Vettorel e Claudia Perin. Infine ci sono i comuni più piccoli della Marca, con Monfumo, 1400 abitanti, e la classica sfida con il farmacista del paese, ovvero Luciano Ferrari, questa volta però niente sindaco uscente, ma un componente della lista, Rodolfo De Paoli. Ultimo per numero e liste Porto Buffolè, 790 abitanti e fino a poco prima di mezzogiorno di oggi con l'attuale sindaco Denis Susana senza avversari. Poi la svolta con una lista completamente esterna al paese ed un nome ai più sconosciuto, Giorgio Peccarisi.